Seconda corsa dall'Arcoveggio, confronto reclamare sul miglio. Blackfire Horse, Boavista Pax ritirati, un grande Ido, Assisi Pax, Champs dei Greppi, Continental K, Barney Lenny e Batman Griffin in seconda fila. Macchina che accelera e stacca con la velocità iniziale di un grande Ido che si oppone a Continental K, che rimane all'esterno, almeno per il momento, perché ha serrato sotto Blackfire Horse nella scia di un grande Ido. E quindi dopo 200 metri in 14,3 al comando c'è un grande Ido nei confronti di Blackfire Horse, si adegua all'esterno Continental K. E intanto dalle retrovie c'è il tentativo di progressione da parte di Champs dei Greppi. Champs dei Greppi in breve supera Continental, si porta a ridosso di un grande Ido, dopo 600 metri lo affianca. Completamento del primo parziale in 44,7 con leader un grande Ido, Champs dei Greppi all'esterno, seguito da Continental. Alla corda c'è Blackfire Horse per corsie esterne, intanto anche il numero 4 Assisi Pax, poi Batman Griff e Barney Lenny a chiudere. Il chilometro se ne va nell'ordine del 1:15,3 con un grande Ido che conduce. All'esterno Champs dei Greppi insiste a 500 dal palo, mette già mezzo cavallo davanti, si avvantaggia e scende in corda al paletto dei 400 conclusivi. Parziale secco in 14,6, deve vedersela ora con il tentativo di Continental e K che si porta al suo attacco. Continental va su Champs dei Greppi, tenta la difesa, Continental insiste, Continental su Champs dei Greppi, Continental si avvantaggia, 100 dalla conclusione, passa definitivamente Continental e K e viene a vincere facile. Secondo posto per Champs dei Greppi, al terzo finisce Blackfire Horse, 1:14,3 con 29,5 a chiudere per la bella vittoria di Continental e K. Edoardo Locesano in sediolo e al training per la scuderia Viribus. Andiamo a rivedere il primo piano di Continental e K, che conferma una certa continuità di rendimento. Champs dei Greppi buon secondo, al terzo finisce Blackfire Horse.